2022 per il Comitato Regionale Veneto si è aperto con l'avvio del primo dei tanti progetti in cantiere per quest'anno. Ad Abano Terme, negli ampi spazi della nuovissima scuderia La Fortezza, si è svolto il 31 gennaio e il 1 febbraio il primo appuntamento del Master dei Tecnici, l'equitazione dalla A alla Z. L'intento è supportare il lavoro degli istruttori attraverso preziose giornate di approfondimento insieme a tecnici d'eccellenza. Curatrice dell'iniziativa Caterina Penner. Questa è prima di tutto, secondo noi, una grandissima opportunità per i nostri professionisti che avranno modo di confrontarsi e di riunirsi intorno ad un unico tavolo di lavoro su quelle che sono le principali tematiche equestri. Poi andrai a controllarlo con la gamba. Gianluca Palmizzi, il tecnico che ha aperto la 2 giorni di lezioni. Cavaliere dalla carriera internazionale che ha trasmesso tutta la sua esperienza con professionalità e passione. Trovo che siano stati molto bravi a mettersi in gioco, a mettersi in discussione, cosa non banale. Poi abbiamo avuto un incontro di pomeriggio con gli allievi, con gli istruttori a terra per andare ancora a ricercare una metodologia, una sequenza nel lavoro che dia modo a tutti di crescere, di avere un sistema più o meno uniforme per andare ad alzare il livello. L'obiettivo è di far crescere gli istruttori e quindi di conseguenza i ragazzi. Sono molto contento perché ho visto un grande interesse e quindi è bello lavorare così. Fondamentale il confronto e la condivisione sui principali temi equestri. Ecco perché il ciclo di stage è rivolto agli istruttori, ma vede anche la partecipazione entusiasta degli allievi del settore giovanile. Non si finisce mai di imparare, si impara da tutti, ma in questo caso, avendo la possibilità di collaborare con un tecnico di questo livello, sicuramente si può imparare molto di più, e poi è bello appunto potersi confrontare anche con i colleghi, vedere i diversi punti di vista, sentire diverse visioni delle tematiche che si vedono e che si sviluppano nel lavoro. La condivisione che ho in questi stage, lavorando con Gianluca Palmizzi, è anche mettersi a confronto con esercizi diversi dal solito e comunque confrontarsi con altre persone. A fare da cornice gli impianti della scuderia La Fortezza, un centro concepito ed organizzato mettendo al primo posto il benessere dei cavalli. È un piacere per me poter collaborare insieme alla mia struttura con il Comitato FISE Veneto, perché credo che insieme si possa crescere e fare grandi cose. La corretta ginnastica del cavallo, la scuola degli aiuti, la conduzione di piccoli esercizi propedeutici ad una giusta interpretazione di un tracciato di salto ostacoli. Questi alcuni dei temi trattati nella sessione di lavoro, e nelle prossime settimane si proseguirà con gli altri incontri. Il secondo sarà con Antonio Tabarini, il terzo con Gianluca Bormioli e il quarto con Emilio Puricelli, quindi 4 master d'eccellenza per 4 appuntamenti. Si svolgeranno tutti su 2 giornate, la mattina dedicata agli istruttori, sia uditori che in sella, e il pomeriggio dedicato invece all'osservazione e alla conduzione di una ripresa con degli allievi del settore giovanile.